Quando si dice fare gioco di squadra, è partito dal basso, dai sindaci e si è esteso ai più alti livelli istituzionali e delle forze dell'ordine provinciali il progetto unitario di rilevazione targhi e videosorveglianza che dal 1° aprile ha reso operativo un sistema di controllo esteso a tutta la provincia di Belluno e destinato a fare scuola in Italia. Probabilmente uno dei primi esempi in Italia e un progetto di alta tecnologia che va ad inserirsi come una tessera di un mosaico in quello che noi chiamiamo piano coordinato di controllo del territorio. 47 postazioni, di cui 30 perimetrali, 17 intermedie, un investimento di 935.000 euro complessivo, 900 dal Fondo Comuni Confinanti, 35 dal Consorzio Bimpiave che si farà carico delle spese di gestione annuali. È una piattaforma totalmente web, accessibile solo alle forze dell'ordine, quindi Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Ciascun operatore ha una sua password personale, può accedere, può fare una selezione per singolo varco e quindi vedere tutte le auto che passano nel varco X o Y, oppure può fare una ricerca per targa. Un progetto di prevenzione e gestione della sicurezza ai massimi livelli con un prossimo salto di qualità. Il secondo passaggio è l'integrazione con l'SNCC di Napoli, che a sua volta acquisisce questi dati e li allinea con tutte quelle situazioni, diciamo, di auto rubate, di auto non a norme, di auto che sono state oggetto di eventi particolari, e quindi questo è il salto di qualità. A questo scopo il prossimo 20 maggio saranno stanziati ulteriori 500.000 euro utili anche per il potenziamento delle postazioni intermedie di controllo di un territorio proiettato agli anni impegnativi che lo separano dall'evento olimpico. È una cinturazione elettronica del nostro territorio e tutte le auto che entreranno e saranno in transito potranno essere visualizzate con specifici alert. Certo, servirà a potenziare gli organici delle forze dell'ordine, l'auspicio del presidente del Fondo dei Comuni di Confine, impegnato anche sul fronte del sostegno alle amministrazioni per realizzare le progettazioni in corso che rischiano di restare azzoppate dagli aumenti dei prezzi delle materie prime.